le condizioni, le politiche del lavoro. Sulla scia poi dell'articolo 4 abbiamo gli articoli del titolo terzo della Costituzione a partire dal 35 seguenti, e lì cosa voglio far vedere? Voglio far vedere che nella nostra Costituzione è attribuito un ruolo diverso al lavoro e al capitale, al lavoro, al lavoratore e all'imprenditore, nel senso che il lavoratore è titolare di una tutela del lavoro, mentre invece per quanto riguarda l'impresa c'è una mera libertà, articolo 41, una libertà vincolata perché ci sono dei valori più importanti: la sicurezza, la dignità e la libertà. Ma ricordando il ruolo del lavoro, bisogna però segnalare che nei principi fondamentali la norma chiave, il principio più importante, ed è quello che guiderà anche le riflessioni poi del professor Reineri, la chiave di volta è l'articolo 3,2 della Costituzione, cioè quello che impone non solo un'eguaglianza formale, ma anche un'eguaglianza sostanziale, un'eguaglianza che va oltre gli ostacoli di fatto, quindi ci chiede di migliorare le condizioni di lavoro e quindi di vita dei cittadini, ed è in questo contesto quindi che è importante l'indagine che verrà presentata oggi, perché è proprio uno degli obiettivi richiesti dalla nostra Costituzione, la ricerca di un buon lavoro. La ricerca di un buon lavoro e non solo, ma l'articolo 3,2 rappresenta anche il fondamento del nostro diritto del lavoro, del suo essere, ricordiamolo, un diritto sbilanciato, un diritto squilibrato a tutela del soggetto debole, cioè del lavoratore, in particolare del lavoratore subordinato. Insomma, l'articolo 3,2 è importante perché contiene una promessa, contiene la promessa di eliminare le disparità di partenza del lavoratore nel rapporto e nel mercato del lavoro. Ma su questi due piani, rapporto e mercato del lavoro, si riversano gli effetti della crisi. Sono due piani inclinati, sono due piani traballanti e stanno subendo le sfide attuali della modernità, la globalizzazione, le tecnologie, la grande crisi, il problema demografico. E quindi sono due piani che stanno mettendo in mostra molte criticità, tra i quali, e ne parleremo tra poco, i dualismi del mercato del lavoro. I dualismi delle 3G, il dualismo per genere, quindi tra donne e uomini, il dualismo per generazione tra anziani e giovani, il dualismo geografico nord, centro e sud. Dualismi rispetto ai quali è il dualismo contrattuale, accentuato dalle ultime legislazioni tra contratti di lavoro stabili e contratti di lavoro instabili. Non solo, ma c'è un'altra criticità che sta emergendo nell'attuale mercato del lavoro. Per un verso ci sono moltitudini di lavoratori che non hanno lavoro, quindi c'è un lavoro che non c'è, che manca. D'altra parte c'è chi lavora che vede ridursi i tempi di vita, perché sempre più ci sono richieste di aumentare i tempi di lavoro, quindi i tempi di lavoro invadono i tempi di vita. Cito solo due casi: a livello nazionale il caso Fiat è scoppiato proprio sul tema delle pause, quindi del tempo di non lavoro, della riduzione delle pause, quindi dell'aumento del tempo di lavoro. A livello regionale c'è in questo momento una questione abbastanza delicata sulle pause alla Danieli, quindi vediamo come per chi lavora un aspetto molto importante è quello del tempo di lavoro e di non lavoro. Allora, dicevo, se questi sono i mali del mercato del lavoro, quale cura? L'Unione Europea ci ha dato come indicazione la flessicurezza, cioè mettere assieme flessibilità per i datori, flessibilità nel rapporto di lavoro, metterla assieme alla sicurezza, la sicurezza per i lavoratori, la sicurezza nel mercato del lavoro. Solo che la flessibilità spesso è anche flessibilità cattiva. La flessibilità è diminuire i costi, diminuire i salari, diminuire le condizioni di lavoro.
E la sicurezza costa, la sicurezza è bella ma costa. E quindi questa flessicurezza risulta nei fatti molto sbilanciata sulla flessibilità, spesso sulla flessibilità cattiva, anche gestita male, cioè declinata solo in entrata e un po' per finta in uscita, per finta se penso all'articolo 18, la modifica dell'articolo 18, per davvero se penso a tutti i lavori precari in cui appunto la flessibilità per uscita è naturale, collegata al tipo di lavoro. Insomma, dobbiamo cercare, se ci sono queste criticità anche rispetto a questa cura, dobbiamo cercare di andare oltre la flessicurezza. In che direzione? Ma io credo che la guida, il faro, sia quella di costruire delle politiche costituzionali del lavoro, o meglio, politiche costituzionali per il lavoro, per il buon lavoro, e che sia importante procedere in questa direzione ostinata e contraria rispetto alle diseguaglianze, procedere in questa direzione, e in questa direzione penso che le cose che il professor Reineri ci racconterà adesso rispetto agli indicatori sul mercato del lavoro possono fornirci degli spunti molto utili per impostare delle politiche davvero per il lavoro. Grazie. Innanzitutto grazie per l'invito che ho colto volentieri per, come dire, presentare. Io non sono un giurista, sono un sociologo, si occupa del mercato del lavoro, per presentare, come dire, lo stato attuale del problema del lavoro e della buona occupazione in Italia. Io utilizzerò, come dire, dei dati, delle informazioni che sono presenti in un rapporto che tra l'altro è anche in rete, se qualcuno vuole guardarlo, misuredelbenessere.it, è scaricabile il rapporto. Questo rapporto è stato fatto da l'Istat, da ricercatori dell'Istat più alcuni esperti esterni, per coprire un poco l'ambito, diversi ambiti, dall'ambiente all'istruzione, alla salute, al paesaggio, alle relazioni sociali e anche ovviamente al lavoro, nel quadro dell'approccio Sen-Stiglitz, della misura del benessere non economico, non monetario. Sono stati considerati due periodi, un periodo pre-crisi e un periodo post-crisi. Per il lavoro sono stati considerati una dozzina di indicatori che io vi presenterò. Alcuni successivi sviluppi poi sono contenuti, ve lo anche accenno, e qui mi scuso di fare propaganda a un volume, ma anche l'editore, il Mulino, è parte di questa iniziativa che uscirà tra settembre e ottobre, che si chiama, con un titolo devo dire non un po' negativo, che si chiama 10 domande su un mercato del lavoro in crisi. Certo, non è, come dire, è la realtà purtroppo sta diventando sempre più cupa. L'ultimo Istat è uscito pochi giorni fa, 2 giorni fa, sembra un bollettino di guerra sull'occupazione italiana, dove invece che i caduti abbiamo le caduti dei disoccupati e l'aumento dei disoccupati. Allora, vediamo un po' questi 12 indicatori che ci dicono, in cui c'è da un lato l'avere un'occupazione e dall'altro avere una buona occupazione. Un'occupazione cioè relativamente ben retribuita o sufficientemente retribuita, un'occupazione che è adeguata alle competenze acquisite nel sistema formativo, una occupazione stabile e un'occupazione che consenta, soprattutto per le donne, una conciliazione con i tempi di vita. Allora, il primo indicatore certamente è il tasso di occupazione, e io inviterei a considerare questo l'indicatore principale, più importante di quello della disoccupazione, perché questo è l'indicatore più vicino alla realtà. Da questo punto di vista l'Italia sta molto male.
In questo momento l'Italia è di un paio di punti percentuali sotto la media dell'Europa a 27, tasso di occupazione del rapporto tra occupati e popolazione, cioè quante persone guadagnano sulla popolazione totale. Quindi l'indicatore è in caduta dal 2008. Perché in particolare è in caduta quello dei maschi, che fino al 2004 era uguale in media europea, adesso è nettamente sotto la media europea. Quello delle donne, che è molto basso, tradotto, la percentuale di donne occupate in Italia è la percentuale più bassa di tutti i paesi europei tranne Malta. Questa ha tenuto, va detto, è rimasta sostanzialmente stabile anche durante la crisi, però certamente da un livello così basso non è come dire, una cosa molto positiva. Si è ridotto un poco lo scarto di genere, però in un contesto di riduzione complessiva del rapporto tra occupati e popolazione. Gli occupati sono quelli che mantengono il resto della popolazione. Le differenze territoriali sono ovvie, non mi soffermo, perché sono il Mezzogiorno è evidentemente uno dei tassi nettamente inferiori a qualunque grande area territoriale dentro l'Europa 27. La cosa importante è anche le differenze per età. Negli ultimi anni noi abbiamo visto che cosa? Un aumento del tasso di occupazione delle cosiddette persone, tra virgolette, anziane, cioè delle persone sopra i 55 anni, non soltanto, attenzione, va detto, per effetto delle riforme pensionistiche, ma anche per effetto che a quella fascia di età stanno arrivando lavoratori più istruiti, che restano più a lungo al lavoro. Grosso modo noi stimiamo che metà circa dell'aumento del tasso di occupazione per le persone sopra i 55 anni sia dovuta non agli effetti delle riforme pensionistiche, ma semplicemente al fatto che arrivano in quella fascia di età generazioni più istruite che, essendo entrati più tardi al lavoro e svolgendo un lavoro meno usurante, escono anche più tardi dal lavoro. Questo viene dimenticato spesso, questo effetto del livello di istruzione che cambia, però come dire, è un effetto importante. Ed è in caduta invece c'è l'occupazione dei giovani. Caduta l'occupazione dei giovani, non soltanto, va anche detto, per la disoccupazione, come poi ci torneremo, ma anche perché è aumentata la scolarità giovanile, e questo è un problema a volte trascurato. C'è una forte differenza anche per cittadinanza, che anche direi che è il quarto aspetto di differenza da tenere conto: il genere, le generazioni, l'area geografica, e cioè un quarto livello che è la cittadinanza, cioè gli immigrati, che ormai sono circa oltre il 10% della forza lavoro italiana e il cui tasso di occupazione è superiore a quello degli italiani, sia per i maschi sia per le donne, in gran parte a causa del fatto che sono concentrati nelle fasce di età centrali, da adulte, e hanno relativamente pochi giovani e pochi anziani, che sono quelli meno istruiti. Però il tasso di occupazione dei maschi stranieri è in calo, quindi si è avvicinato, cadendo, a quello degli italiani, e quello delle donne invece è rimasto costante, anzi leggermente cresciuto. Noi abbiamo una domanda tuttora molto forte di lavoro straniero femminile, che questo ovviamente riflette il problema del sistema di welfare italiano, molto particolare e relativamente anomalo. Quando passiamo, l'Italia, ripeto, ha un tasso di occupazione sotto la media europea. Quando guardiamo poi il tasso di occupazione, di disoccupazione, il tasso di occupazione sotto la media europea, in particolare per le donne, è molto sotto, ma adesso anche per i maschi. Quando guardiamo quello di disoccupazione, invece, anche se adesso è cresciuto e siamo ormai sfiora il 13%, noi vediamo che è sotto la media europea. Come può essere?
Allora, qui in realtà noi sottostimiamo la nostra disoccupazione. Sottostimiamo perché non consideriamo quella fascia di persone che sono disponibili immediatamente a lavorare, ma non cercano attivamente un lavoro. Questa fascia in altri paesi è molto contenuta, in Italia, soprattutto al sud e soprattutto tra le donne e tra i giovani anche, ma le donne in particolare, è molto ampia. Da questo punto di vista, in questo rapporto, che è un rapporto ufficiale, un rapporto ISTAT ufficiale, per la prima volta è stato introdotto un nuovo indicatore, si chiama tasso di mancata partecipazione al lavoro. Per darvi un'idea di cosa cambia, allora, il tasso di disoccupazione italiano nel 2012 era circa il 9%, adesso stiamo salendo, ma il tasso di mancata partecipazione, tenuto conto di questa fascia di persone, va oltre sfiora il 18%. Cioè noi abbiamo una fascia di persone che non cercano attivamente lavoro, un po' perché sono scoraggiate, un po' perché lo cercano attraverso canali personali e non attraverso i canali formali. Il che significa che abbiamo una sottostima molto forte della disoccupazione. Questo indicatore l'Istat lo calcola, l'ha messo in questo rapporto ufficiale, credo che abbia qualche problema a renderlo nei comunicati ufficiali per l'impatto mediatico che questo potrebbe avere. Però, ripeto, se noi dobbiamo confrontare realisticamente la nostra disoccupazione reale con quella degli altri paesi, questo dovremmo usare, perché questo è il tasso che dà l'idea della crisi occupazionale italiana, molto di più che il tasso di disoccupazione ufficiale. Abbiamo un forte squilibrio, in Italia è il paese che ha il più forte squilibrio tra giovani e adulti. Non c'è nessun altro paese in cui lo scarto tra giovani e adulti è più forte. Però va detto che noi usiamo un poco, come dire, è vero che l'immagine di avere il 40% di giovani disoccupati è un'immagine molto forte, però va detto che è un po' scorretta onestamente, perché in realtà non trascura il fatto che in questa fascia d'età da 15 a 24 anni il 60% dei giovani studiano. Quindi in realtà se noi rapportiamo i disoccupati al totale della popolazione 15-24, noi abbiamo una percentuale del 10-11%. In passato, nel 95, siamo giunti oltre il 15%. Quindi in realtà una situazione di critica giovanile in termini anche di... Uno potrebbe dire che adesso la disoccupazione giovanile è molto acuta, ma poco la dimensione più ridotta che in passato. Ci scordiamo invece della criticità della fascia 25-34. In questa fascia d'età le persone senza lavoro in cerca sulla popolazione è 12%, quindi è più alta. Quindi in realtà io mi auguro che qualunque provvedimento legislativo per favorire l'ingresso dei giovani non si fermi a 25 anni, perché trascurerebbe la criticità forse ancora più forte tra 25 e 34. Terzo indicatore è la diffusione dei lavori instabili. Allora, noi non abbiamo scelto come, lo dico noi perché in realtà del sottogruppo che ha scritto questi indicatori dell'area lavoro io ho fatto parte insieme a un collega statistico e al ricercatore dell'Istat, diciamo noi, come dire, è il gruppo di lavoro che ha lavorato. Noi non abbiamo non abbiamo avuto negli ultimi, abbiamo scelto non di scegliere la percentuale di persone che hanno lavori instabili sugli occupati, perché questo indicatore è costante negli ultimi anni. Abbiamo scelto un altro indicatore che invece è quello della trasformazione da instabili a stabili, dando un po' per scontato che l'ingresso nel mercato del lavoro e anche il trovare lavoro in età avanzata avviene all'inizio sempre con un rapporto instabile, ma dando a guardare la trasformazione, cioè la stabilizzazione. Ecco, questo indicatore è in calo netto. Noi abbiamo, con la crisi, abbiamo un calo della trasformazione dei rapporti da instabili a stabili. E abbiamo anche
un aumento delle nuove assunzioni con rapporti instabili. Allora, come si concilia questo col fatto che la fascia dei lavori instabili è costante, col fatto che aumenta la giostra, cioè dentro la fascia delle posizioni instabili aumenta la gente che ci ruota dentro, per lo più giovani, che perdono più facilmente il lavoro e non vengono trasformati i loro rapporti instabili. Abbiamo anche calcolato, come altro indicatore, del quarto indicatore, la percentuale di rapporti instabili permanenti, perdonate la battuta, cioè i rapporti instabili di coloro che hanno un rapporto instabile da oltre 5 anni. Sono circa il 20%, devo dire non in aumento negli ultimi anni, anche perché dentro ci stanno molti stagionali, che in gran parte sono inevitabili, perché il lavoro stagionale e ovviamente il turismo e l'agricoltura sono strutturalmente temporanei. Abbiamo però il ruolo del settore pubblico. La maggior parte delle persone che sono, come dire, instabili da molto tempo stanno nella scuola, nella sanità e negli enti locali. Poi ci dimentichiamo spesso che, e infatti, sono di più donne e sono di più nel mezzogiorno. Noi ci dimentichiamo che il pubblico impiego, come dire, è uno dei peggiori datori di lavoro, che è molto più del privato, anche se ne discutiamo poco, ce ne accorgiamo ogni tanto. Ovviamente il lavoro instabile è più diffuso tra i giovani, ma anche le nuove assunzioni tra gli adulti avvengono con rapporti instabili. Chi perde il lavoro a 40 anni, per ritrovarne un altro, per oltre il 40% deve passare attraverso un periodo di stabilità. L'altra cosa importante è che è calato la percentuale di trasformazione da instabili a stabili tra i giovani in particolare. Notiamo che se non avviene il passaggio in gioventù, uno rischia di essere intrappolato o si riesce a transitare dal lavoro instabile al lavoro stabile entro i 35 anni, o se no il rischio dell'intrappolamento è molto alto. Quinto indicatore: l'incidenza di lavoratori dipendenti con paga bassa, cioè con paga inferiore ai 2/3 della retribuzione mediana. Qui si parla di lavoratori dipendenti, ovviamente, perché sui lavoratori indipendenti i dati sono come dire, inesistenti. Allora, qui in realtà noi abbiamo un andamento stabile nel tempo, negli ultimi anni, non abbiamo grandi variazioni. Ovviamente è molto più diffuso nel mezzogiorno la percentuale dove si raggiunge addirittura il 17%, la media italiana è intorno al 10% di persone che hanno una retribuzione bassa, inferiore ai 2/3 della loro mediana, proprio un lavoro molto, molto bassa. Dove si concentra? Tra i giovani e tra gli anziani. Sono le due fasce che sono concentrate questi, e ovviamente il mezzogiorno e le donne più che i maschi. Sesto indicatore: l'incidenza degli occupati sovrastruiti. Noi in Italia mettiamola il rendimento dell'istruzione in Italia è abbastanza basso, il che non vuol dire che le persone più istruite siano più disoccupate degli altri. Le persone più istruite trovano più rapidamente lavoro e sono anche più remunerate dei meno istruiti. Però questo vantaggio in Italia è più basso che negli altri paesi europei. Tradotto in termini degli economisti, dicono che l'istruzione in Italia rende, cioè dà dei vantaggi, però questi vantaggi sono relativamente bassi se lo confrontiamo con la Germania, con la Francia, con l'Inghilterra, con gli altri paesi europei. L'incidenza degli occupati sovrastruiti è in crescita secca, netta e ininterrotta dal 2004 ad oggi, devo dire non accentuata dalla crisi, è un fatto strutturale. Questo cosa dipende? Dipende dal fatto che il sistema formativo, ed è concentrato in particolare tra i giovani, il sistema formativo, come dire, sforma persone più istruite, ma la domanda di lavoro non riesce a produrre posti di lavoro come dire, che richiedono competenze corrispondenti
a quelli acquisiti nel sistema formativo. Questo non dipende dall'eccesso di istruzione dei giovani. Noi abbiamo una percentuale di laureati diplomati ancora nettamente inferiore alla media europea e alla media OCSE, ma dipende dalla carenza delle domande di lavoro qualificata per una serie di motivi: piccole imprese e settori industriali, come dire, poco innovativi, poco ad alta tecnologia. Aggiungiamo anche un pubblico impiego molto burocratico e poco addetto a fornire servizi tecnici e a prestazioni di servizi per il cittadino, molto centrato sulla burocrazia. Ovviamente questo fenomeno è della sovristruzione, cioè di un livello di istruzione superiore alla mansione svolta, è molto più alto per gli stranieri, è altissimo per gli stranieri che in realtà, come dire, tra cui molti laureati svolgono un lavoro operaio, è più alto per le donne ed è cresciuto molto negli ultimi anni, un po' in complesso. Settimo indicatore: il tasso di infortuni mortali e di inabilità permanente. Questo indicatore fortunatamente è stabile, un leggero aumento negli ultimi anni, però insomma, nel complesso abbastanza stabile. E ancora, certamente dire questo naturalmente vuol dire che comunque abbiamo un 15 per 1000 lavoratori in cui accade questi incidenti, quindi siamo ancora in situazione critica, però tenendo presente il fatto di dire che è stabile con un leggero aumento in un contesto in cui il lavoro manuale si riduce, vuol dire che siccome gli infortuni mortali non avvengono stando lavorando a tavolino, ma ovviamente lavorando in agricoltura o nelle costruzioni tipicamente, vuol dire che chi lavora in quei settori in realtà il tasso è in aumento. Si concentra più tra le persone avanti negli anni e ovviamente molto di più tra i maschi che tra le donne, ma questo per i motivi che i settori cruciali, ed è più alto nel mezzogiorno. Ottavo indicatore, una cosa che devo dire che ci caratterizza come Italia molto più di altri paesi, è l'incidenza degli occupati non regolari sul totale degli occupati, cioè le persone che non sono registrate nei centri per l'impiego, che non sono registrati all'INPS. L'Istat è l'unico istituto centrale di statistica che stima questo tra tutti i paesi del mondo. D'altronde noi siamo caratterizzati per avere un tasso alto di economia sommersa. Noi abbiamo una percentuale di lavoratori non registrati intorno al 10,5%, era calata negli anni 90, era calata ancora nei primi anni 2000, sta leggermente aumentando negli ultimi 3-4 anni. Ovviamente è molto più diffuso al sud, dove fiora il 18%, ed è un po' meno al nord, dove siamo sul 7%. Posso fare una piccola parentesi, è necessario dirlo: l'economia sommersa in Italia è stimata intorno al 25%, però comprende la normale evasione fiscale di chi sottofattura o dichiara redditi inferiori al vero. Qui sono invece soltanto le persone, e quindi è una sottoinsieme dell'economia sommersa, che non sono registrate da nessuna parte, e infatti tipicamente sono lavoratori dipendenti. La percentuale è concentrata nel lavoro dipendente. E qui arriviamo a un problema legato tra l'occupazione e le condizioni di vita. Noi sappiamo che uno dei problemi cruciali in Italia è il basso tasso di attività delle donne, il basso tasso di occupazione delle donne. Abbiamo come indicatore, ed è il nono indicatore, abbiamo scelto quello del rapporto tra il tasso di occupazione delle donne con figli in età prescolare e delle donne senza figli, cioè per vedere se l'avere figli riduce l'occupazione femminile.
Il fenomeno esiste come? L'Italia è un paese in cui fare figli ancora esclude dal mercato del lavoro le parecchie donne, soprattutto donne poco istruite e soprattutto nel mezzogiorno. L'andamento è sostanzialmente stabile, c'è una differenza evidente nord-sud molto forte, abbiamo un andamento sostanzialmente stabile e questo, come dire, dentro questo ci sta anche una particolare criticità per le donne immigrate, perché che non possono fruire dei sostegni familiari, questo e nel mezzogiorno dove invece mancano gli asili, mancano i sostegni pubblici. E questo è la differenza per quanto riguarda il studio delle donne è molto forte, che le donne, come dire, laureate, diplomate, hanno una maggiore facilità di lavorare pur avendo figli di età prescolare. La spiegazione banale è che possono permettersi di pagare sostegni, come dire, di aiuti, babysitter, scuole, asili privati, eccetera. E questo spiega un'altra iniquità da questo punto di vista e che spiega anche perché il tasso di occupazione delle donne è particolarmente basso per le donne poco istruite, mentre invece per le donne istruite il livello, come dire, il livello è decisamente più alto. Sempre in questa linea della buona occupazione che deve consentire, come dire, un equilibrio dei tempi di vita, non soltanto di conciliazione dei tempi di lavoro e di non lavoro, abbiamo inserito come indicatore, il 10° indicatore, la quota di popolazione che svolge più di 60 ore settimanali di lavoro retribuito e o familiare, cioè praticamente sono le persone con un sovraccarico di lavoro, tenendo conto che il lavoro familiare o domestico, come si dire, è un lavoro anche quello. Noi, da questo punto di vista, adesso non vi leggo le percentuali, evidentemente le donne hanno la percentuale di donne sovraccaricate è molto più alta e in particolare anche se devo dire che lo scarto maschi-femmine si va riducendo un po', e ovviamente i più sovraccarichi sono le persone in fascia di età centrale, cioè quelle tra 25 e 55 anni, molto meno tra i giovani e tra gli anziani, e qui la fascia in cui ci sono i figli naturalmente da accudire. L'andamento è sostanzialmente stabile nel corso del tempo, però è abbastanza rilevante. Noi abbiamo una percentuale di popolazione da qui ai 64 anni oltre 60 ore di lavoro settimanale che è il 38%. Quindi significa che abbiamo un 38% di cittadini italiani o di persone, pardon, che vivono in Italia, sono anche gli immigrati, che lavorano complessivamente più di 60 ore alla settimana. Detto questo, ci sta, approvo sempre, l'indice di asimmetria del lavoro familiare, cioè quanto lavora la donna e quanto lavora il maschio, il coniuge dentro la famiglia. A proposito di parità dei generi, anche questo rientra nella buona condizione. E qui va detto che qualche notizia positiva c'è, nel senso che l'indice di asimmetria familiare è in riduzione negli ultimi anni, il che vuol dire che i maschi in famiglia lavorano un po' di più. Questo naturalmente, questo avviene, l'asimmetria è naturalmente minore per i laureati, per le famiglie in cui ci sono la coppia laureata, ed è però in calo, è minore nel nord ed è molto maggiore nel sud, e qui giocano probabilmente fattori culturali su cui vale la pena di riflettere, però anche nel sud è in netta riduzione. Noi assistiamo, per intenderci, per dare un quadro italiano, l'indice della asimmetria familiare valeva 80 punti su 100 nel 99, adesso siamo nel 2009, l'ultimo dato, a 72 punti, quindi in netto calo, poi abbiamo un calo intermedio abbastanza significativo. Questo, devo dire, indica un mutamento culturale nelle famiglie di un certo rilievo, un certo interesse, certamente a favore del benessere complessivo della famiglia. Infine, e qui spero di non avere sforato, siamo all'ultimo indicatore, che può essere considerato un po' discutibile, ma
abbiamo pensato che ci dovesse essere inserito, anche se abbiamo poche informazioni, è l'indicatore soggettivo, cioè la soddisfazione per il lavoro svolto che i lavoratori hanno. Naturalmente questo riguarda gli occupati, non le persone senza lavoro. Purtroppo non abbiamo serie storiche, almeno finora. L'Istat si è impegnato anche a modificare le sue rilevazioni per rilevare anche questo, in futuro per rilevarlo ogni anno. Abbiamo i dati del 2009. Nel 2009 la crisi era appena iniziata. Complessivamente viene fuori che nonostante tutto la popolazione italiana dichiara di essere abbastanza soddisfatta del lavoro che svolge, in particolare per quanto riguarda l'interesse per il lavoro e anche paradossalmente la stabilità. Mentre quello per cui invece sono pochissimo soddisfatti è il guadagno, la retribuzione, e in effetti se noi ragioniamo che negli ultimi anni la retribuzione è pochissimo cresciuto, in particolare per il lavoro dipendente, anche prima della crisi noi abbiamo in confronto internazionale sono impietosi da questo punto di vista, il guadagno è quello per cui c'è meno soddisfazione. Ovviamente ci sono forti differenze per tipo di lavoro. Per esempio, posso fare un accenno, le persone che fanno un lavoro a tempo parziale involontario sono le meno soddisfatte da tutti i punti di vista. Parentesi, qui non c'è però perché l'abbiamo scartato, non so, all'ultimo momento, non viene sviluppato, nel mio libro ne parlo molto. Il tempo parziale involontario è molto cresciuto con la crisi. Noi abbiamo avuto un'esplosione del tempo parziale involontario, cioè delle donne che vorrebbero avere il tempo pieno ma sono costrette a fare il tempo parziale. In particolare tra le donne poco istruite e le donne con famiglia a carico. Cioè vuol dire praticamente che cosa? Che di fronte alla crisi di molti mariti in cassa integrazione o disoccupati che hanno perso il lavoro, queste donne che pure, come dire, prima facevano, come dire, andavano bene col lavoro a tempo parziale perché conciliava i tempi di vita eccetera, a questo punto per ragioni economiche, familiari, come dire, domandano il tempo pieno. È un indice, devo dire, fortemente negativo, perché indica che, come dire, una crisi di bilanci familiari che spinge le donne, nonostante i carichi familiari, a cercare un tempo pieno. Ovviamente abbiamo delle forti differenze come dire, anche per tipo di lavoro. Se noi guardiamo al tipo di lavoro, chi manifesta sotto tutti i punti di vista una minore soddisfazione sono i collaboratori, cioè quelli che stanno in una posizione di lavoro formalmente indipendente ma economicamente dipendente da un singolo committente, e poi abbiamo ovviamente i tempi indeterminati sono più soddisfatti e evidentemente gli indipendenti sono più soddisfatti per l'interesse del lavoro, perché spesso fanno un lavoro che piace loro fare, mentre invece hanno una serie di altri come dire, punti di vista da cui sono come dire, poco soddisfatti. Questo è un po' un panorama empirico, sono dei tasselli che ci possono dare il quadro come dire, di quello che nella realtà italiana attuale e negli ultimi anni significa lavorare o essere privi di lavoro. L'interesse della questione di questi indicatori sarebbe che potrebbe essere, come dire, ogni anno venire aggiornati e vedere che succede. Io ho potuto poco presentarvi, ma se voi andate sul sito voi troverete che c'è una curva proprio così per moltissimi indicatori, salgono fino al 2008 e poi scendono dopo il 2008. Questo vale anche per altri indicatori, vale per, non sono solo quelli legati al lavoro. Noi in Italia veramente col 2008 ha avuto una svolta cruciale, cioè Visco ha fatto recentemente ieri, noi siamo tornati 25 anni indietro, col lavoro abbastanza, siamo veramente tornati indietro, forse è ceduto un po', la differenza quella è fondamentale, 25 anni fa
è che noi abbiamo le donne nel mercato del lavoro molto più presenti che 25 anni fa, come dire, su questo non si torna indietro, però certamente la situazione e la qualità del lavoro non è ancora così peggiorata come quella di 25 anni fa, però la quantità certamente si è ridotta di molto, e questo naturalmente crea molti problemi. Un altro indicatore che qui non c'è, ma questo ve lo racconto io perché l'abbiamo approfondito in quest'altro volume, è un indicatore che potremmo inserire, l'hanno inserito in realtà da un'altra parte, è le famiglie che non hanno nessun reddito da lavoro. L'Italia aveva, questa è l'ultima battuta poi finisco, l'Italia aveva una caratteristica tradizionale di avere poca occupazione, anche prima della crisi, però distribuito un po' tra le famiglie. Se noi confrontavamo, noi avevamo situazioni in cui le famiglie con tutti gli adulti occupati in Italia era relativamente una percentuale bassa, le famiglie senza occupati anche una percentuale abbastanza bassa, mentre invece avevamo in termini comparativi europei una fascia alta di famiglie con un solo occupato. Questo consentiva una certa distribuzione tra le famiglie di una risorsa scarsa, quale l'occupazione in Italia. Cosa assistiamo con la crisi? Al netto aumento, soprattutto nel sud, ma anche nel nord, della percentuale di famiglie in cui non c'è nessun reddito da lavoro. Percentuale che era abbastanza bassa, ripeto, prima della crisi, e questo consentiva una certa misura, come dire, alle famiglie di reggere, perché c'era almeno uno occupato, anche se la moglie non lavorava, i figli non lavoravano, almeno la famiglia lavorava. Questo fenomeno, questa situazione sta entrando in crisi, il Mezzogiorno è già entrato in drammatica crisi. La percentuale di famiglie senza, come dire, senza nessun reddito nel Mezzogiorno ormai sfiora il 20%, nel Nord sfiora il 5%. Però era il 3, quindi, e questo è quello che può incrinare la situazione italiana, perché e anche perché noi sappiamo che i sostegni poi del reddito alle famiglie antipovertà sono in Italia relativamente poveri. Noi abbiamo una spesa di welfare sostanzialmente bassa, soprattutto per le persone che non escono da un lavoro tutelato, e quindi questo naturalmente può creare problemi seri. Grazie. Ringrazio il professor Raineri e mi pare sia riuscito questo dialogo a due voci. Avete visto, abbiamo cercato di guardare lo stesso problema, cioè qual è la situazione del lavoro, quali sono gli indicatori per la ricerca di un buon lavoro, e l'abbiamo riguardato in un'ottica diversa, l'ottica del giurista che quindi guarda ai valori costituzionali e l'ottica del sociologo che guarda ai dati del mercato del lavoro, alle criticità e quindi ai possibili cambiamenti. Quindi in quest'ottica io credo che le nostre voci abbiano portato dei contributi alla politica, cioè che leggendo tra le righe i ragionamenti che sono stati fatti possano uscire delle richieste, delle sfide per la politica locale e nazionale. Però visto che siamo in perfetto orario, io mi permetto di fare una piccola considerazione finale. Come è emerso dall'incrocio delle nostre voci, un tema centrale è quello della questione femminile, quindi accanto alla questione lavoro emerge con particolare criticità nella situazione italiana la questione femminile, emerge in particolare sul mondo del lavoro. Però nell'emergere vediamo anche, secondo me, una possibile cura, uno strumento di protezione per le donne. Ecco, prima di fare questo discorso però vorrei proprio fare un appello personale, di cuore, cioè qual è la mia ambizione? La mia ambizione è che le nostre giovani figlie
abbiano la stessa possibilità di partecipare alla società così come hanno i nostri giovani figli. Cioè vorremmo creare le premesse per una società alla pari, quindi sta a noi genitori dare una mano per creare queste condizioni. E in quest'ottica noi come docenti universitari stiamo cercando, diamo una mano importante perché l'abbiamo sentito, le donne con una dote di istruzione sono protette, meno che in altri paesi, ma sono protette sul mercato del lavoro, lo sono protette anche nella fase di debolezza, quando diventano madri, perché rientrano prima al lavoro, trovano lavoro prima quando sono giovani. Quindi abbiamo la consapevolezza che l'istruzione può essere uno scudo e una spada per rafforzare la posizione delle nostre giovani donne. Ma l'istruzione non basta, perché bisogna poi anche portarla nelle imprese, bisogna anche diffondere e usare questi talenti femminili. Ecco allora che stiamo facendo una battaglia per mettere in mostra, come Università di Udine stiamo facendo una battaglia per mettere in mostra i talenti femminili, e quindi abbiamo creato una banca dati aperta alla popolazione per raccogliere e mostrare le competenze, le professionalità che ci sono in regione, per raccoglierle e poi offrirle a due mondi, il mondo delle imprese e il mondo della politica. Quindi, come istituzione universitaria, anche noi abbiamo la responsabilità, anche noi abbiamo il dovere previsto dalla Costituzione di darci da fare per eliminare quegli ostacoli che di fatto impediscono l'uguaglianza tra cittadini. E in quest'ottica io mi auspico che appunto questa iniziativa in collaborazione Università di Udine, Università di Trieste sia uno stimolo, uno spunto per essere più efficaci, per mettersi assieme e per cambiare le cose nel mondo del lavoro e quindi nella società. E con questo auspicio vi auguro a tutti buon lavoro e buona prosecuzione del pomeriggio di incontri. Grazie, ringrazio in nome dell'Associazione la professoressa Brollo e il professor Reineri. Tempo per un caffè, 20 minuti, perché abbiamo i tempi scanditi, perché poi alle 6, prima alle 5 c'è il giudice di Ravenna Riverso e il professor Menghini dell'Università di Trieste. Avranno il tempo dalle 5 alle 6 e poi alle 6 e mezza c'è un ulteriore incontro, quindi adesso abbiamo 20-25 minuti per un break, un caffè in piazza e poi ci rivediamo. Grazie.